Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. La Sicilia condannata a soffrire la sete per i prossimi 15 anni. Il ministro Musumeci traccia per l'isola un futuro preoccupante. Per il ministro Lollobrigida il momento attuale è frutto di decennale disattenzione. La crisi idrica nel volto delle donne. Da Caltanissetta a Enna, madri e nonne guidano la protesta contro la drammatica mancanza d'acqua. Il racconto dalle piazze ai lavatoi dove la rabbia cresce. Non solo agricoltura, anche la pesca è al centro dell'Expo in corso a Siracusa. Molti giovani presenti, nessun ricambio generazionale e cambiamenti climatici, maggiori problemi del settore. Catania, 10 kg di droga in un campo agricolo nel quartiere di Picanello, 4 in carcere. A San Berillo 21enne nascondeva in camera da letto cocaina e marijuana, arrestato. La legge anticrack all'Ars, stanziati fondi per investire in prevenzione e assistenza, soddisfatto il papà di Giulio Zavatteri, il giovane morto per overdose. L'abbattimento degli archi della Marina a Catania. Il sindaco trantino dice nulla è deciso, sono diverse le ipotesi. Bentrovati. La Sicilia condannata a soffrire la sete per i prossimi 15 anni perché tanto occorrerà per la realizzazione delle opere idriche necessarie a mitigare gli effetti della siccità. Sono le parole del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che disegna un futuro davvero preoccupante per l'isola. Manlio Viola. La Sicilia soffrirà la sete per molti anni ancora e dalla prossima stagione il problema della siccità colpirà anche altre regioni. È l'allarme lanciato dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci a margine della seconda edizione del Forum Risorsa Mare organizzato da The European House Ambrosetti al Marina Yachting di Palermo. Un allarme forte ribadito parlando con i giornalisti. Io credo che la siccità sarà un problema ancora per diversi anni. Se si fosse programmato 20-30 anni fa, oggi non avremmo il problema di siccità. Ma cosa fare adesso per far fronte al problema? Bastano i poteri straordinari assegnati a un commissario? Secondo Musumeci occorrono almeno 15 anni per la realizzazione delle infrastrutture idriche necessarie. Noi abbiamo progettato il completamento della diga Blufi, che serve 3 province, Palermo, Agrigento e Caltanissetta. Credo che il progetto sia stato già approvato, io non ricordo di averlo fatto nel 2020, e il completamento della diga Pietrarossa, che era ferma da 30 anni. Anche noi col nostro governo abbiamo chiesto al Ministero di finanziarla e sarà inaugurata, spero, entro il prossimo anno, il che significa 40 milioni circa di acqua in più da 2 dighe che restavano in attesa. A fargli eco il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che parla di decennale disattenzione. Negli ultimi giorni l'Italia ha ottenuto 37 milioni e 400 mila euro. Siamo riusciti a fare il nostro dovere chiedendo fondi, ha aggiunto Lollobrigida, ma bisognerà affrontare tutto in maniera diversa dal passato, guardando anche ai cambiamenti climatici, che rappresentano un problema per la risorsa idrica, ma anche un problema per la sicurezza dei cittadini. Cambiamenti climatici che continueranno. E da Caltanissetta a Enna la crisi idrica assume i volti e le storie di quotidiana resistenza. Impersonarli le donne, madri e nonne che guidano la protesta contro la drammatica mancanza d'acqua, il servizio che è di Gerry Italia. Da Caltanissetta a Enna la crisi idrica ha il volto delle donne che in questi giorni i rubinetti a secco hanno fatto sentire forte la propria indignazione. Nel capoluogo nisseno le mamme degli angeli, che da giorni organizzano proteste e blocchi stradali per una mancata erogazione che in alcuni quartieri è arrivata a picchi di 14 giorni, sono tornate questa mattina in centro storico con un nuovo sit-in. Nonostante le promesse di una distribuzione idrica scaglionata ogni 6 giorni, l'acqua arriva solo a macchia di leopardo e spesso torbida. La tensione cresce mentre i cittadini si sfogano sui social e il sindaco Walter Tesauro cerca di rispondere con un nuovo incontro in prefettura. Siamo stremati e ci dispiacciamo per tutto quello che succede, ma per tutti noi. Ma almeno con questo avremo una regolarità di sapere quando ci arriva certamente l'acqua. Quindi, ribadisco, uscirà un comunicato di Caltacque che indicherà che da qui a domenica verranno rifornite tutte le zone. Domani vi sarà dato il calendario delle zone che verranno rifornite.
già da stasera cominciano a erogare acqua, la zona in cui riceverà l'acqua saprà che lo riavrà fra 6 giorni, così domani, così dopodomani, così sino a domenica. Scene da Sicilia anni 50 anche Enna, dove, come vi raccontavamo ieri, un video diventato virale sui social ritrae una nonna e la nipotina intente a lavare i panni nei lavatoi di Papardura. Qui l'acqua arriva una volta ogni 6 giorni e i disagi sono enormi, soprattutto per chi, come le attività commerciali e le famiglie con disabili, deve affrontare spese aggiuntive per acquistare l'acqua. Il Comitato Cittadino Senza Acqua Enna ha già convocato un'assemblea per chiedere soluzioni immediate, affidandosi anche a un team di legali. E adesso all'Expo Divinazione, non solo agricoltura ma anche la pesca, al centro appunto dell'Expo di Siracusa. In questo settore i problemi sono il ricambio generazionale e i cambiamenti climatici. Sentiamo Lorena Dolci. Cosa si prepara oggi in Cambusa? In Cambusa oggi ci sono totani con patate, poi facciamo i paccheri con le seppie e patate. Menù della festa oggi sulla Lucia Madre, ormeggiata per l'Expo al porto di Siracusa. Un peschereccio di Salerno che perlussa il Mediterraneo a caccia di tonni, i giganti del mare che finiscono soprattutto sulle tavole dei giapponesi. Qui l'acqua non manca né il pesce, a scarseggiare sono le braccia. Abbiamo il problema del ricambio generazionale, in quanto il settore non è più attrattivo per i giovani, ma non è più attrattivo non perché sia un settore, un'attività difficoltosa, impegnativa o non remunerativa. Purtroppo non c'è certezza per il futuro. Il comandante, quinta generazione di pescatori, ci fa visitare la barca, una tonnara di 46 metri. Siamo nella plancia di questo peschereccio, la plancia comando. Questo è ancora il timone, il classico timone, un oggetto simbolico bellissimo. Sì, un oggetto simbolico, un oggetto che deve esserci ancora a bordo, ma sostituito oggi da un semplice joystick. Imbarcazioni sempre più tecnologiche per affrontare una pesca più moderna e selettiva. La pesca del tonno ha un periodo molto limitato nell'arco di un anno. Noi siamo autorizzati a pescare il tonno nel Mediterraneo per un massimo di 40 giorni. Ovviamente però noi siamo limitati anche da una quota ben precisa che ogni singola imbarcazione ha. Una volta terminata la quota o terminato il periodo, questi tipi di imbarcazioni vengono fatte rientrare in porto. Anche sul mare però incombono i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici hanno portato a un aumento delle temperature delle acque in primis, che ha comportato sia al fatto che molti pesci si stanno anche allontanando dalle zone dove normalmente vivevano proprio per cercare acque più fresche, e poi i cambiamenti climatici hanno portato a queste specie aliene che pian piano ci stanno invadendo, in primis fra tutti il granchio blu. Ogni giorno sono migliaia i visitatori all'Expo di Siracusa. Ci sono tantissimi studenti che vanno alla scoperta del cibo. Francesco Aloi. Che sarebbe stata un'Expo aperta a tutti era stato già detto, ed è così. Tra i tantissimi visitatori ci sono anche gli studenti. Loro frequentano l'alberghiero e stanno seguendo una lezione sulla qualità della carne. Un insegnamento agli studenti ma anche ai consumatori sulle caratteristiche sensoriali della carne, per fargli capire come apprezzarla e poi ovviamente come sceglierla. Ma divinazione non è soltanto cibo. Alla Marina ci sono tantissimi stand, anche istituzionali. Stiamo conducendo i nostri alunni a vedere uno stand che è quello della dogana. I docenti guidano i loro studenti in un giorno di lezione fuori dalle aule. Loro stanno scoprendo il VTMM Orso, un mezzo blindato a prova di ordigno. Prima volta su un mezzo dell'esercito? Sì. Che esperienza è stata? Strana, bella allo stesso tempo, soprattutto bella. Ma c'è anche chi si improvvisa previsore meteo per un giorno. Cosa si prova a fare le previsioni in TV, anche se simulate? Mai fatto, però un'emozione che non si può spiegare, ecco. Molto imbarazzante, però divertente, è una cosa da provare. Tutto questo nello stand dell'aeronautica militare. Che è la fase finale di una filiera di processi che nasce dall'osservazione meteorologica. Tra simulazioni, scoperte e degustazioni, a Ortigia si respira un'aria di festa. Anche questo è Expo. Di cosa porterai a casa? Tanti ricordi e ho fatto tantissime foto. Quella più bella? Io sul carro armato. E adesso cambiamo argomento. Mobilitazione nazionale questa mattina contro il disegno di legge sicurezza, proteste anche in Sicilia, sindacati in piazza ad Agrigento. Davide Sardo.
Sindacati mobilitati anche in Sicilia contro il disegno di legge sicurezza. Ad Agrigento CGIL e UIL hanno radunato dirigenti, militanti e iscritti davanti alla prefettura in concomitanza con la manifestazione nazionale di Roma. Vogliono mettere tutti in galera, a partire da giovani mamme con bambini di sotto 1 anno alle donne in gravidanza. Ecco, noi contestiamo questo modo di interpretare i bisogni della gente, vogliamo che si diano le risposte nel merito. Questo disegno di legge invece vuole il carcere per i giovani che protestano, per i lavoratori che protestano, per le organizzazioni sindacali che pongono un problema. Hanno camuffato all'interno di questo decreto legge la possibilità di mettere il bavaglio, di impedire la libertà di manifestare, la libertà di rappresentare le problematiche della gente, dei cittadini, dei lavoratori, dei pensionati e a sua volta ai sindacati di poterli rappresentare nelle piazze, nelle dovute manifestazioni. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è adesso all'esame di Palazzo Madama. Hanno accerchiato una coppia mentre passeggiava in via Felice Paradiso ad Acireale, siamo nel Catanese, per poi scagliarsi contro un ragazzo di 27 anni, aggredendolo verbalmente e fisicamente con calci e pugni fino a ridurlo a uno stato di semicoscienza. Protagonisti di questo episodio sono stati circa 10 giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 15 anni, tra cui alcune ragazze. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare 3 degli aggressori che sono stati denunciati oltre all'applicazione del DASPO Willy, che impone ai minori coinvolti il divieto per 2 anni di stazionare nei luoghi dove è avvenuta l'aggressione, di frequentare gli esercizi pubblici nelle immediate vicinanze. A Catania nascondevano la droga in un terreno di Picanello. 4 i giovani arrestati in flagranza di reato, sequestrati dalla Guardia di Finanza 10 kg di hashish e marijuana. Tonino De Mana. Andavano avanti ed indietro, si fermavano e ripartivano con il loro carico di droga. Chi acquistava hashish, chi marijuana, tutto sotto lo sguardo dei finanzieri del comando provinciale di Catania. 4 i giovani arrestati in flagranza di reato a Picanello nel corso di un'operazione finalizzata al contrasto e allo spaccio di stupefacenti. Nel mirino delle fiamme gialle è finito un terreno agricolo con diversi ruderi, anfratti che servivano per nascondere la droga. All'interno sono stati notati 2 giovani che spostavano alcune pietre da un muretto a secco e a quel punto che sono entrati in azione i finanzieri, che hanno rinvenuto 70 buste contenenti infiorescenze di colore verde risultate essere marijuana per un peso complessivo di 400 grammi ed un panetto di hashish. Poco dopo sul posto sono arrivati altri 2 ragazzi scooter che sono stati a sua volta bloccati dalle fiamme gialle. Nel corso dei controlli sono stati trovati 3 borsoni contenenti confezioni e buste di stupefacenti del tipo marijuana per un peso di 7,5 kg, nonché 17 panetti di hashish per un peso di 1 chilo e diversi bilancini di precisione. Complessivamente l'operazione ha permesso di individuare 10 kg di droga. Sulle piazze di spaccio la sostanza stupefacente avrebbe fruttato qualcosa come 100.000 euro. E la polizia ha invece arrestato un 21enne che nella camera da letto della sua abitazione del rione San Berillo Vecchio nascondeva 2 borsellini con 88 grammi di cocaina, 35 di marijuana e materiale utile per il confezionamento delle dosi. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto ai domiciliari. La legge anti-crack all'Ars è finalmente realtà, stanziati i fondi per investire in prevenzione e assistenza. La soddisfazione è anche quella del papà del giovane Giulio Zavatteri che è morto per overdose da crack, il servizio. Approvati tutti gli articoli, la legge che finanzia la lotta al crack è arrivata al traguardo, un grande passo verso la battaglia contro la droga che crea dipendenza assoluta e uccide tanti giovani. La legge prevede la creazione di unità mobili composte da medici e assistenti sociali delle ASP che interverranno direttamente nei quartieri più a rischio. Saranno inoltre stipulati accordi con strutture private per ampliare la rete di accoglienza e supporto ai tossicodipendenti. È un passo fondamentale, certamente un inizio e una risposta che questo governo ha deciso di dare all'intergruppo parlamentare che presiedo contro le droghe,
ovviamente un disegno di legge senza i fondi adeguati era carta straccia, quindi è un primo inizio. Settimana scorsa si parlava di qualche milione di euro, adesso la cifra è a doppia cifra, appunto, e quindi noi siamo in questa fase soddisfatti. Alla stesura della legge hanno contribuito docenti, psicologi e operatori del sociale. L'obiettivo è creare quegli strumenti di supporto a favore di chi è caduto nella rete di quella terribile droga e azioni preventive per contrastarne la sua diffusione. Non può che essere soddisfatto il papà di Giulio, giovane ucciso dal crack. Siamo felici, questo è soltanto un inizio, adesso lavoriamo perché questa legge sia una buona legge, ma soprattutto vigiliamo perché funzioni e possa aiutare tanti ragazzi a venire fuori dalla dipendenza e altrettanti a non cadere in questo baratro che distrugge le vite delle persone e delle famiglie. Ricorre oggi il 45esimo anniversario dell'attentato del 25 settembre 1979 in cui persero la vita il magistrato Cesare Terranova, l'addetto alla sua sicurezza Lianin Mancuso. Ha contrastato le mafie con rigore e coraggio, sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha aggiunto sino a sacrificare la propria vita per affermare i principi di giustizia e legalità. Cesare Terranova, ha proseguito, rappresenta un esempio di servitore delle istituzioni della Repubblica. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, ci occuperemo del maltempo nel Palermitano. Seconda parte del nostro telegiornale, un acquazzone che non era stato indicato dalle previsioni meteo si è abbattuto e si sta abbattendo sulla costa occidentale del Palermitano, ma sta interessando anche diversi comuni della provincia. Il nubifragio, non previsto come dicevamo dai modelli meteo, ha portato alla necessità di intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti a Carini per liberare alcuni automobilisti bloccati dalla pioggia. A Palermo, strade allagate, a Mondello, Partanna Mondello e via Ugo La Malfa a causa del maltempo. Poi 4 voli sono stati dirottati all'aeroporto Fontana Rossa di Catania. E adesso andiamo a Catania sul tema tanto dibattuto degli archi della Marina. Il sindaco trantino ci ritorna, interviene nel nostro telegiornale e chiarisce: non ho mai detto di volere l'abbattimento. Intanto il tema divide i cittadini. Emanuela Corsi. Chiariamo subito, il sindaco non intende demolire gli archi della Marina. Il dibattito è ancora aperto in città sul mantenimento o l'abbattimento dei caratteristici archi della Marina. Sulla questione lo stesso sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha ad intervenire e a fare chiarezza. Ci sono ipotesi che prevedono la permanenza con la trasformazione in una bella passeggiata, altri che prevedono la valorizzazione della città attraverso l'eliminazione. Appena si porrà il momento, a quel punto noi verificheremo con progetti alla mano cosa sia meglio, sottoponendo questi progetti al punto di vista della città, in modo che chi dovrà decidere lo farà con maggiore cognizione di causa. Il primo cittadino che ha esposto in Consiglio Comunale i contenuti della relazione annuale sull'attuazione del programma elettorale ha citato proprio il piano di interventi per la mobilità cittadina, che riguardano sia la viabilità del lungomare sia la ridefinizione del waterfront, grazie anche alla sinergia con Ferrovie dello Stato. A tal proposito ha parlato del progetto relativo agli archi della Marina. Siamo limitati esclusivamente a dire che rispetto all'ipotesi ancora tutta da verificare dell'interramento della stazione centrale e della rete ferroviaria, dovremmo decidere di cosa fare degli archi della Marina. Il sindaco domani sarà a Roma per discutere dell'interramento della stazione centrale. Restiamo a Catania, la pedonalizzazione stride con l'inciviltà della gente, rifiuti di elettrodomestici, arredi dismessi sulle strade percorse dai turisti che poi immortalano il degrado. Tonino De Mana. Più che un percorso si può definire un calvario. Chi lo percorre è già fortunato ad arrivare a destinazione senza conseguenze. Mentre l'amministrazione comunale prosegue dritto verso la pedonalizzazione, per i pedoni, paradossalmente, sono tempi sempre più difficili. Il centro storico paga l'inciviltà degli automobilisti capaci di parcheggiare ovunque. Siamo nei pressi della chiesa di San Nicolò l'Arena e l'auto che vedete è contemporaneamente sul marciapiede e sulle strisce pedonali. A pochi metri da Piazza Dante, una lunga
lunga colonna di auto occupa totalmente il marciapiede e poco importa se in bella vista c'è un segnale di divieto di sosta e fermata, tanto da queste parti i controlli stradali sono quasi inesistenti. Camminare a piedi fa bene, ma equivale ad un percorso ad ostacoli. Guardate questo surgelatore abbandonato a pochi metri dalla salita di San Giuliano. Vabbè, un po' difficile perché a volte le macchine sono posteggiate un po'. Non solo le macchine, anche un po' di un ingombro nei corridoi. Qui a Catania vige l'anarchia oramai, nessuno ci può fare niente se non abituarsi oppure andare contro il prossimo. Ed è impossibile percorrere il marciapiede in via Bambino. Qui siamo all'altezza del Civico 50, dove arredi dismessi, porte, finestre e vetri sono stati scaricati in strada. Noi, anche in qualità di proprietà delle strutture ricettive, faremo una proposta all'amministrazione dove chiederemo che installeremo noi delle telecamere, perché a volte capisco e immagino anche gli sforzi che fanno le amministrazioni locali, però anche i cittadini ci mettono di su. Non sono i residenti, ma chi passa con le motoapi scarica di tutto e di più. La cosa assurda e vergognosa e che ci rammarica tanto è il fatto che vediamo dei turisti che si fanno i selfie con questi cumuli di spazzatura e che quindi, dopo aver fotografato Piazza Duomo, i siti archeologici della nostra città, purtroppo si portano nei loro paesi anche questa immagine negativa per la nostra città e per la Sicilia tutta. Turisti indignati, residenti sull'orlo di una crisi di nervi, non sono ascoltati e si sentono anche loro abbandonati. Non viene nessuno, vengono, parlano al telefonino, prendono la mazza e se ne vanno. E adesso ci fermiamo ancora nell'ultima parte del nostro telegiornale, il calcio con la vigilia di gara per il Palermo che domani sarà impegnato a Napoli. Ed è vigilia di gara per il Palermo domani al Maradona, infatti sfiderà il Napoli in Coppa Italia, Dionisi farà turnover ma non stravolgerà la squadra. Marco Gullà. La classica sfida di Davide contro Golia. Nel calcio si può, il più piccolo può battere il più grande. Il Palermo domani al Maradona contro il Napoli per i 16esimi di Coppa Italia vuole giocarsela fino in fondo. Rispetto, ma nessun timore. È una squadra di alto livello della Serie A e già tra Serie A c'è tra Serie A e Serie B c'è differenza. Nella Serie A poi ci sono tanti livelli e affrontiamo una squadra veramente, veramente forte che lotterà per il vertice, no? E lo sta già dimostrando. Noi stiamo preparando la partita di Napoli, quindi sono contento che iniziamo parlando di questo, perché è quello che vogliamo, non solo far bella figura, far partita. Ovvio che sappiamo che davanti avremo il Napoli, giocheremo nel loro stadio, siamo sfavoriti come è giusto che sia, però sappiamo anche che delle possibilità potremmo costruircele. Dionisi pensa a qualche novità. Il tecnico in conferenza stampa ha aggiunto di non avere intenzione di stravolgere la squadra, ma di voler al contempo concedere una chance a chi ha giocato meno. Rimangono diversi indisponibili, anche se alcuni come Di Francesco e Lund sono sulla via del recupero. Ci sarà il debutto di Sirigu in porta, in avanti torna Brunori titolare con Ledo Aron e Di Mariano. Una sfida ricca di fascino. Domani al Maradona circa 1000 tifosi rosanero. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito e a tutti una buona serata.